Eccoci qua, un anno senza Giancarlo, però ricorderò tutti gli anni trascorsi assieme a lui, anche perché se lui non c'è più, lo sento sempre vicino a me. Inizia così la lettera aperta che la signora Maria ha dedicato al suo Giancarlo a un anno esatto dalla scomparsa del sindaco sceriffo. 365 giorni senza Gentilini, l'uomo pubblico e quello privato, ammesso che una distinzione fosse così netta, lui che si sentiva un tutt'uno con la città. Maria lo sa bene e nelle sue parole c'è soprattutto gratitudine nei confronti dei trevigiani. Voglio dire un grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini e siete veramente tanti. Un saluto affettuoso con tanta stima a tutti. Città che non dimentica il suo sindaco e che adesso vuole dedicargli un tratto di mura, quello tra Porta Santi 40 e Vicolo San Bartolomeo, non un luogo a caso. Che lui amava tanto le sue mura, tutti i giorni andava là a passeggiare e quindi è stata un'idea veramente meravigliosa. Anche perché le mura sono un simbolo della città e lui è stato uno dei primi a cercare di salvarle. Altro che lui è stato il promotore di tutta la salvezza di quelle mura là. Ecco, sì, sono contenta. Tra i cimeli e i frammenti di una vita, uno su tutti parla di Gentilini, il suo cappello d'alpino che Maria vorrebbe veder sfilare all'ormai imminente adunata di Genova, portato dal sindaco Mario Conte. Sarebbe ovviamente per me una grande emozione e quindi lo farò certamente e lo farò davvero con l'orgoglio di portare con me Giancarlo Gentilini e indossando la fascia tricolore. Il cappello di Giancarlo credo che sarà un'unione di energie pazzesche. Resta una casa con le sue abitudini, quelle di ieri e quelle di oggi. E qua io parlo con questo, gli parlo. Ah sì? Eh sì, mi siedo qua nella poltrona, lo guardo e delle volte gli dico, oggi sono le 5, ti ricordi che magari prendevamo il tè insieme? E mentre scorrono i ricordi, Maria alza lo sguardo per quello che è un messaggio semplice e diretto, capace di dare forma e sostanza a un'assenza. E dopo inoltre voglio anche dire, Giancarlo, hai visto che mi sono fatta coraggio e ti ho lasciato un pensiero anche per te in questo giorno un po' triste per me e per tutti quanti. Sicuramente tu adesso ti farai una bella risata come era il tuo solito. Ciao!